Gentilini, un Zaia già dato vincente? Io credo che il mostro sacro che è Zaia schiacci tutti quei mostriciattoli che si sono presentati. Il popolo padano farà giustizia di quegli ectoplasmi che sono venuti fuori. Hai capito? E ricordati, chi di voto ferisce, di voto perisce. Questo vale anche per Tosi. Non doveva mai mettersi sulla strada di Luca Zaia. Aveva la possibilità, fra 5 anni, di avere da Zaia su un piatto d'oro il testimone. Ma bisogna nella vita avere anche pazienza e attendere. Invece ha bruciato le tappe, ma si è autocombusto e il popolo farà giustizia.